Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, tutte forma e la nostra. Bentrovati a Brescia in tavola, oggi vi raccontiamo una torta, un classico proprio, è la torta di mele. Federica? Tu sai distinguere le mele dalle pere già per iniziare, perché secondo me qualche difficoltà ce l'hai. Allora, abbiamo con la nostra ricetta. Prego. Torta de mele, già detto. Pomme, ok. Quando fa morbidi è il botter e amalgamare col sugar e un PCI de sal, mio tal, proprio un PCI, e l'alfa ma amalgama bene. Quando mettere dentro gli giù alla volta, ma raccomando, fammi le rurde, mettile tutte insieme e amalgamo bene. Metto dentro il nostro vasetto di yogurt e la amalgamo, mamma. Quando mettere il lievito e la farina, amalgamo tutto e la sommembando, quando ambia, a tagliare il nostro pomma, i nostri le nostre mele a cubetti, a cubetti, a me piace farli a rondellino o cuoricini, li faccio come lo voglio, dai, a cubetti, per forza cubetti. Sì, a cubetti, se tu dite a cubetti vuol dire che ma ancora a cubetti, barbai. Al bar, andiamo al bar. Al bar. Ma mi porta che chi? Al bar. Barbai, se mio cosa è un barbai? Ma che bontà! Ma che bontà! Barbai, a Milano c'è il Barbai. No, C'è il Barbai. Hai a che fare? Oh, Il Barbun. è Barbon. Barbai, ma voi siete bresciani, sapete cos'è sto Barbai? Barbai no, non l'ho mai sentito purtroppo. Sei di Brescia? Sono di Brescia. Mannaggia, tu? Io sono di Brescia, però origini croate. Il Barbai niente. Il dialetto non lo sappiamo ancora bene, dobbiamo impararlo ancora. Hai altre priorità tu, prima devi conquistare tutte le ragazze di Brescia, poi se avanza tempo imparerai il dialetto. Ho già un figlio, pensa te. Allora basta, per carità di Dio. Mamma, Barbai, che è sto Barbai? Non lo so, Barbai. È il Barbai. Cos'è secondo te, Viola? Non lo so sinceramente. Io penso alla barba quando sento questo. Effettivamente è una logica deduzione, ragionando, Barbai. Cos'è il Barbai invece? Barbai, che ce lo dirà Federica, cos'è il Barbai? Sei simpatica, Federica? Tu? O te, che capiti? La sai io non so cosa è il barbai. Il barbai è un lavoro che serve a niente, una sanfrusaglia. Una cosa bella, ci avrai la casa piena di Barbai, tu immaginiamo come tutto. Io te che dite che niente, le ute dentro. Avanti con la torta di mele, dai. Non mantiala perché sennò mi si minuti. Ora, gondi che tagliamo i nostri pom a cubetti e li mettiamo nell'impasto che metti tambando prima. Mesciamo bene, prepariamo la nostra tortiera imburrata, metto dentro il nostro bel impasto, dopo possiamo ciappare sempre un po' e tagliare a fettine sottili e per abbellire la torta a raggiera se la nostra torta è in forno a 180 gradi per una quarantina di minuti e la nostra torta è pronta. La mangiata fredda poi perché fate. Va bene, ecco questa è la torta di mele. Domani nelle prossime puntate vi racconteremo altre ricette. Ci sarà ancora Federica, chi lo sa, chi lo sa. Tutto qua, è da vedere. Grazie, alla prossima, ciao. Ma che bontà! Le ricette e le puntate di Brescia in tavola sul sito internet bresciaintavola.com.